Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Sta per iniziare questa giornata gentleman del venerdì che precede il campionato europeo. Sono 10 partecipanti al via in questa prima corsa. Fanny Top, Fulmine, Frida Pax, Furetto VL, Fatima 3B, Footloose Griff, Fairplay Fox, Fanny Guy TC, Fever 3F e Fandango. Sì, autostart che si prepara al lancio. Partiti. In errore Fatima 3B, va al comando Footloose Griff dal numero 6 scavalcando Frida Pax, poi Furetto VL, Footloose Griff che ha preso l'iniziativa, forse anche un po' a sorpresa dal 6, però intanto guida e passa i primi 200 metri di corsa in 14,4. Footloose Griff al comando nei confronti di Frida Pax che segue a una decina di metri. All'esterno è rimasto Furetto VL, in corda c'è Fanny Top che precede Fulmine, quindi in corda Fairplay Fox. Intanto il primo quarto di gara viene passato dal leader in 29,4. Footloose Griff al comando, all'esterno avanza Furetto VL che prova ad andare sul battistrada, in corda rimane Frida Pax che precede Fanny Top, poi Fulmine, Fever 3F che fa la terza pariglia esterna seguendo Fanny Top che ha spostato, quarta pariglia per Fandango, sì, che precede Fanny Guy TC che muove in mezzo alla pista un giro dalla fine. 31,7 per il secondo quarto di gara, 1,1 per gli 800 metri iniziali. Footloose Griff che è richiesto per respingere l'attacco di Furetto VL. Si muove Fanny Top quando siamo nei pressi del chilometro che viene passato in 1,17,7. In vantaggio Numero Furetto 9, VL, lo scatto di Fanny Fever Top, 3F, poi Frida squalificato. Pax che viene in mezzo alla pista insieme a Fanny Guy TC dalle retrovie, ritorna Fatima 3B dopo l'errore iniziale. Fanny Top è in vantaggio dopo 1200 in 1.33,3. Fanny Top in vantaggio, Fatima 3B che arriva a grandi falcate a centropista tra i cavalli. Fanny Guy TC si libera dalla corda Frida Pax, poi ancora Fulmine all'ingresso della dirittura d'arrivo, 3 aperti a ventaglio, Fanny Top in vantaggio, Frida Pax tra i cavalli, a largo di tutti Fatima 3B che tende a passare, Frida Pax in mezzo ai cavalli, Fatima in vantaggio nei confronti di Frida e Fanny Top. Nel finale Fatima 3B che vince facendo uno sproposito, al secondo è Frida Pax, al terzo è Fanny Top. 31,5 ad arrivare per il successo di Fatima 3B. Patrick Romano in salchi per Adrian Gioni al training, Paride Mirona alla proprietà della 3 anni da Quite Easy che dopo rotture in avvio sposta negli ultimi 600 metri, fa il volo in mezzo alla pista, viene a battere Frida Pax che è seconda sul traguardo, al terzo Fanny Top. Il successo di Fatima 3B e Patrick Romano.